25 anni il reddito da lavoro sul reddito nazionale è calato di 13 punti. Questo vuol dire che se prima costituiva il 50% del reddito nazionale, adesso rappresenta il 37% del reddito nazionale, a scapito evidentemente del lavoro, a beneficio delle rendite e dei profitti. Questo significa aumento delle diseguaglianze, bassi salari, lavoro precario, lavoro nero e senza regole, ma anche significa che dentro questi processi di globalizzazione e la finanziarizzazione il lavoro non è stato in grado di difendere la propria condizione. Questo declino è una delle cause della crisi e non ci sarà ripresa se il lavoro, tutto il lavoro imprenditoriale, il lavoro intellettuale, della conoscenza, il lavoro manuale non sarà rivalutato, se non tornerà a essere considerato nel suo pieno valore, espressione fondamentale della persona per la sua esistenza, la sua dignità, la sua identità, la sua funzione